Buonasera da Roma, Bianca Berlinguer, sono le 22:31. La prossima settimana il Parlamento discute la finanziaria. Cosa cambia per pensioni, fisco e sanità? Buonasera da New York, sono le 17:31, Raffaele Ficana in studio. La valanga però verso la Casa Bianca, il miliardario texano si candida per la presidenza. Per Forlani, Gava e Mattarella sarà Martinazzoli il nuovo segretario della DC. Nel Partito Socialista Craxi parla di viltà e slealtà e annuncia un congresso verità. Caso BNL di Atlanta, punto e a capo. Si rifà il processo a Drogul. Un'ora fa dunque un discorso destinato a segnare il prossimo mese di campagna elettorale degli Stati Uniti, un discorso che va contro i partiti e cerca di far leva sui più classici sentimenti americani. Così si è presentato Ross Perot, nuovo candidato alla presidenza. Sono onorato di accettare l'invito a candidarmi alla presidenza degli Stati Uniti. Ross Perot scende in campo così. Volevo ritirarmi, ma i partiti tradizionali sono incapaci. La politica, così com'è in America, non va. In nome del popolo voglio salire alla Casa Bianca per far rivivere il sogno americano. E così mentre Bush e Clinton stanno duellando con il fioretto per decidere come discutere in televisione, 1, 2, 3, 5 giornalisti, però arriva come con una mazza ferrata. Forse non vincerà, ma certo i danni delle sue mazzate saranno politicamente letali. Vedremo se più per Bush o più per Clinton. Adrian Galliano, una italo-americana di 9 anni, mi manda questa foto, dice però. Vorrei fare il presidente, ecco perché mi candido. I giornalisti sono sbalorditi. Poi però presenta il suo numero 2, candidato alla vicepresidenza, un ammiraglio in pensione, eroe di guerra in Vietnam, Jim Stockdale. Programmi politici precisi, pochi. Orgoglio e patriottismo, molto. Su tutto, odio feroce per la cricca dei politici, concetti comuni a molti paesi, come si vede. Vedremo che effetti avranno qui in America. La nave fa rotta verso il porto, non verso gli scogli. E con queste parole che questa mattina Giuliano Amato ha commentato il varo della finanziaria 93. È una manovra dura, una stangata per quasi tutte le fasce dei cittadini. Ci sono tagli per oltre 52.000 miliardi, entrate per 34.000 e 7.000 miliardi di privatizzazioni. Su tutte le imprese graverà una patrimoniale del 7,5 per mille e per lavoratori e pensionati molte novità. Previdenza. Le pensioni di anzianità rimarranno ferme fino a dicembre 93. Salvi i pensionamenti delle aziende dichiarate in crisi, salve anche nel settore privato le pensioni di chi ha fatto domanda entro il 18 settembre. Nel settore pubblico la domanda è valida solo se la risposta dell'amministrazione è arrivata prima del blocco. Ferma la scala mobile di novembre e nel 93 non ci sarà l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale. Rimarrà l'aggancio al costo della vita. Gradualmente tutti andremo in pensione a 65 anni. I tagli complessivi per la previdenza ammontano a 13.670 miliardi. Sanità. Salterà il tetto dei 40 milioni e il ministro De Lorenzo assicura che comunque neanche chi ha redditi superiori pagherà il medico di famiglia. Allo studio varie ipotesi. Tagli per 5.460 miliardi. Pubblico impiego. Blocco dei contratti fino a dicembre 93. Ferme le progressioni di carriera. Risparmio complessivo di circa 7.000 miliardi. Fisco, non ci sarà la restituzione del fiscal drag oltre i 30 milioni annui, modificata la curva delle aliquote, l'ILOR non è più deducibile, gli oneri deducibili sono stati ridotti, il taglio per i lavoratori dipendenti ammonta a oltre 17.000 miliardi. L'Italia chiederà un maxi prestito alla CEE per far fronte alla crisi finanziaria e soprattutto per assicurare un rapido rientro nello SME. Il prestito però sarà erogato solo dopo che il Parlamento avrà votato la legge finanziaria. In furia la polemica anglo-tedesca sulle monete, le critiche della Bundesbank al cancelliere dello scacchiere britannico Norman Lamont colpiscono la già debole sterlina. Il premier britannico Major ha annunciato oggi un'altra scadenza. Entro Natale i comuni che corrispondono al nostro Parlamento dovranno ratificare il Trattato di Maastricht e la sterlina resterà fuori dallo SME almeno per altri 18 mesi. I metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL hanno proclamato lo sciopero generale. La data sarà fissata lunedì, quando si riuniranno i comitati esecutivi delle 3 confederazioni. Intanto oggi momenti di grande tensione a Napoli, scontri tra la polizia e gli operai dell'Ilva, l'ex Italsider, scesi in piazza per protestare contro la possibile cessione degli stabilimenti siderurgici di Piombino a privati.
E domani a Roma lo sciopero generale del Lazio. Saranno in piazza anche i lavoratori del pubblico impiego e della scuola. C'è preoccupazione per queste manifestazioni. Il questore Masone e il capo della polizia a Parisi hanno detto che sarà garantita la massima libertà, ma che saranno anche prese tutte le misure necessarie per tenere sotto controllo la situazione. Un nuovo processo per far luce sui finanziamenti all'Iraq della filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Atlanta.